che è votato ed è al servizio dei cittadini. Prego, allora eccoci qua, siamo rientrati, intanto si anima un po' la serata. Macis, volevi finire? Sì, dicevo quando si è stato da votare la realizzazione dell'opera per metterla nella finanziaria, opera che è cominciata nel 68, poi si è bloccata nel 92 dopo aver speso 40 miliardi, e dopo aver speso i soldi dello studio di fattibilità. Dicono poi una cosa che stimano i costi all'eccesso, dicono che ci vogliono 560 milioni quando l'idrovia ne costa 280 per completarla al massimo. Poi spendiamo i soldi nel TAV, e perché dobbiamo dircelo, il grande business qui nel Veneto sono il MOSE, sono il sistema tangenziali venete. Qualcuno nel MOSE, quando il scandalo Baita è successo quello che è successo, perché non abbiamo gli atti, i piani economici, finanziari e il rapporto della commissione d'inchiesta che è stata fatta disponibile alla luce del sole per tutti i cittadini? Questo è il problema. E questi vengono a parlare che sono vicini agli alluvionati, questi politici. Allora devono prendersi un impegno, perché io devo rivolgermi all'Europarlamento europeo perché Zaia non ha concesso la conferenza servizi a 8 comuni che hanno fatto la richiesta, ancora nel 2012. Okay? Questo è successo e devo rivolgermi al Parlamento europeo con un'interrogazione che ha fatto Andrea Zanoni, che poi si è tramutata in risoluzione che impegni la Regione Veneto a completare l'opera affinché loro possano dare i finanziamenti necessari. E allora di cosa stiamo parlando? Cosa stiamo parlando quando un Ivo Rossi mi ha detto personalmente che la camionabile serve? A lui? Sì, a me mi ha detto a Saunara. Quindi, ambientalista deve dire questo è quello che si muove in bicicletta, probabilmente. Allora, entriamo forse non ha capito bene. Allora, entriamo un attimo nell'ambito di quest'opera. Quando l'ha detto? Me l'ha detto a un incontro a Saunara dove si parlava appunto di idrovia. Ma gli atti li hai cercati, questi atti? Gli atti di cosa? Gli atti del MOSE e tutto il resto? No, appunto non sono disponibili perché quando chiedi un piano economico finanziario alla regione, come l'ho chiesto per la camionabile, ti vengono negati perché non ti danno l'accesso agli atti. Sono secretati perché sono in mano ai concessionari privati. Quindi se questa è trasparenza in Italia, non lo so. Il cittadino non ha titolo per avere gli atti. Cioè, non basta la legge. Quando il progetto di finanza no, perché i progetti di proprietà dei kilowatt sono solo a disposizione degli indagati e degli avvocati, non dei cittadini. Vuole spiegare lei perché non vengono dati? No, hanno detto che quando i lavori sono finanziati in finanza di progetto, quindi finanzi il progetto e dopo sarà pagato dalla regione e da chi interessa, il progetto, i dati sono di esclusiva proprietà, sono quasi un brevetto della ditta che ha fatto il progetto, perché loro danno una concessione a una ditta, un'impresa che fa il progetto, esegue l'opera e fa tutto, e tu non puoi accedere ai dati progettuali eccetera, perché altrimenti potresti copiare, studiare, recepire qualcosa di uno studio che hanno fatto loro e che hanno pagato loro. Adesso hanno pagato loro, però dopo nel tempo lo pagheremo noi 10 volte tanto, capisci? Certo. No, volevo dare la parola anche a Antonio Dinali. Vorrei dire una cosa. Vorrei dire una cosa in questo momento che è ad hoc. Allora, la trasparenza, no? Qui c'è la difficoltà a venire a scoprire qualcosa. Noi che volevamo avere gli atti dalla prefettura che erano stati consegnati nel 2006 all'allora prefetto Lepri Galerano per quella faccenda che il professor Dal Paos aveva fatto una simulazione che sarebbe venuta un'alluvione nel futuro, noi non siamo riusciti ad avere quelle carte, ce le hanno negate, abbiamo dovuto prendersi un avvocato e l'avvocato le ha richieste, solo allora ci hanno dato queste carte che erano pubbliche. Allora il cittadino che possibilità ha di venire a conoscenza di queste cose? C'è l'omertà più assoluta. E poi un'altra cosa, volevo dire, se lei me lo permette, io dico che noi abbiamo bisogno della celerità, non abbiamo mica bisogno di avere ogni anno una paura dell'alluvione, perché ci tolgono 10 anni di vita.
Certo. Ci viene il cardiopalma, perché noi dobbiamo essere attenti a dire ma cosa facciamo, dove andiamo, dove portiamo le nostre masserizie, ma loro sono là. 2011, e io questa glielo dico, 2011 è partito il progetto, cioè è stato finanziato il progetto di fattibilità. Nel 2013 lo hanno finito, è rimasto nel cassetto, e questo io lo posso dire perché lo ha affermato l'assessore Conte ad Albignasego, nel cassetto per 6 mesi, ma gli alluvionati hanno questi tempi, devono attendere questi tempi. Ora hanno votato il finanziamento per fare il progetto preliminare, ma cosa dobbiamo attendere ancora? Adesso si aspetteranno altri ma si rende conto? Noi siamo persone che siamo a rischio continuamente, certo. tutti, non solo io che l'ho già avuta, tutti, perché è andato a battaglia, un'altra volta va Codevigo, un'altra volta va Conche, tutti siamo a rischio. Certo, sentiamo anche l'opinione di Antonio Dinali, ex assessore all'urbanistica, no? Allora di Selvazzano. No? Allora, ha sentito prima, abbiamo parlato anche della manutenzione, ad esempio, dei corsi d'acqua. Ecco, lei di che opinione è? Cioè, quindi c'è stata trascuratezza, quello che si è fatto è andato bene, bisogna fare qualcosa di diverso? Direi che il problema manutenzione non sia la sostanzialità del problema alluvione. Cioè, io ritengo che una buona manutenzione serve sicuramente a creare lo sgrondo delle acque nei tempi e nei modi dovuti, ma il problema vero e reale è quello sulla capacità di recepire quest'acqua e di smaltirla nei recipienti, dico recipienti, sono canali o fiumi che la ricevono. Se non c'è questa predisposizione, questa capacità, anche la manutenzione può servire quello che può servire. Certo. Teniamo presente che le situazioni di smaltimento d'acqua sono anche notevolmente modificate rispetto ai tempi che furono. Le tombinature degli scoli consorziali, per esempio, erano una cosa abbastanza rara, adesso sono una cosa abbastanza frequente. Io ho visto anche nel circondario del mio comune alcuni comuni tombinare ampi tratti di fossi consorziali classificati come tali per far posto a strade di scorrimento laterale o ad altre cose di questo genere. Per cui, voglio dire, è tutta una conseguenzialità. Certo che quello che crea il problema più importante è, diciamo, la non più permeabilizzazione dei terreni. Noi una volta ci trovavamo ad operare in un ambiente prevalentemente agricolo, dove la parte urbana era, diciamo, limitata. In conseguenza anche della realizzazione di opere di bonifica che davano garanzia al territorio per lo smaltimento delle acque, si sono espanse un po' dappertutto i piani di lottizzazione, tanto da colmare la caratteristica di certe aree in modo fondamentalmente diverso da quello che era in origine. Ed è proprio qua il punto su cui io vado a soffermarmi per i problemi che hanno interessato il mio comune, ma non solo il mio comune, anche altri comuni limitrofi, nel senso di dire che cosa sta accadendo, perché la gente va sotto acqua. Cioè, non succedeva, però succede con una certa frequenza. A volte si parla i tempi di ritorno i 30 anni, è successo nel 66, dunque chissà quando andremo a riparlarne, ma non è stato così. Abbiamo visto che dal 66 ci siamo trovati... lei non condivide diciamo, l'opinione del professor Casen che dice insomma c'è una bomba che potrebbe esplodere, no? Sì. Qualche giorno di caldo, una pioggia più intensa. Certo, ma è proprio questo, infatti è quello che stavo appunto per dire, i fenomeni anche di momentaneo disagio idraulico si verificano anche in luglio, anche in agosto, quando ci sono le cosiddette bombe d'acqua che arrivano e magari per mezza giornata. Io mi ricordo perfettamente un giorno tornando da una gita in montagna mi sono trovato davanti a casa mia, avevo un lago d'acqua e non ho potuto entrare se non dopo avermi provveduto di un paio di stivali, eccetera. Cose un po' eccezionali se vogliamo, però cose frequenti. Quello che è importante è che
chi governa il territorio, e in questo senso intendo riferirmi ai consorzi di bonifica in primis, ma non solo a loro, cioè anche gli enti territoriali, comuni, eccetera, devono dare il là a queste situazioni. Non possono dire ma sono successe e poi magari palleggiarsi la colpa tra consorzio di bonifica e comuni, ma la colpa non è mia, di chi è la responsabilità del rischio idraulico, ma veramente non è mia, forse è tua. Nel mio comune è successo un fatto stranissimo. Cioè, dopo che era stato siglato nel 96 un accordo di programma sulla base di uno studio di fattibilità del consorzio di bonifica, erano stati previsti una serie di interventi suddivisi in 3 parti. Ovviamente con un finanziamento graduale che doveva essere elargito e dalla Regione e dai comuni, ma che ha avuto attivazione dopo alcuni anni. Dal 96 siamo passati ad avere una parziale attivazione nel 2001, è diventata famosa qui in questi ultimi periodi Idrovora di Lissaro, non so, forse ne avrete sentito parlare dai giornali, e qua sembra che sia stata la causa o la concausa di tutta una serie di dissesti idrogeologici. Mentre per quanto era ancora previsto per il completamento delle opere, cioè altri 2 impianti idrovori, sia pure suddivisibili in uno più grande e uno più piccolo, quello che era, non è stato più fatto niente. Dinari, la devo interrompere perché abbiamo un telespettatore che sta attendendo da un po', allora volevo dargli la parola. Dopo sì, vorrei solo finire questo discorso. Prego. No, insomma, una cosa, se finisce rapidamente, no, ci vuole ancora un po' di tempo. Allora passiamo alla telefonata. Buonasera, da dove chiama, il suo nome per cortesia? Sì, pronto, chiamo da Poiana Maggiore, provincia di Vicenza. E il suo nome? Si può essere anonimi? Beh, nome di battesimo non è... Claudio. Claudio, bene Claudio, ci dica. Volevo parlare con il signor Maccato. Prego. Adesso qua? Prego signor Claudio, dica. Senta una cosa, nel discorso che ha fatto prima sul discorso dei pulizie dei condotti, di consorzi di bonifica, che non avete soldi, che non avete di fondi per fare di interventi. Sì. Qual è la domanda allora? Questo è il discorso. Io ho il consorzio di bonifica Adige Uganeo. Lo conosce? Sì, lo conosco, non so chi siano i gestori. Venga la domanda, Allora, questo consorzio di bonifica Adige Uganeo sta fatto un progetto qua di tubatura di irrigazione per 3 milioni di euro. Deve dire il consorzio. E quindi cosa... No, volevo chiedere, questo signore prima, un quarto d'ora fa, ha detto che non ci sono soldi. Quindi lei dice non ci sono soldi, invece vengono fatte... No, io ho detto che servono, per mettere in sicurezza il territorio veneto, servono stime da 1,5 miliardi a 2 miliardi di euro, che ovviamente non abbiamo, ci sono, certo. Se lo vogliamo mettere in sicurezza, dopodiché possiamo fare tutti i provvedimenti tamponi o emergenziali, certo. Si racimano qualche lira, ma... Signor Claudio, ha sentito? Io stavo parlando ho sentito, guarda, per mettere in sicurezza ci vogliono questi 3 miliardi di euro, perché questo consorzio spende 3 milioni di euro per fare una tubatura di irrigazione dove noi abbiamo l'acqua per irrigare? Abbiamo capito signor Claudio, grazie del suo intervento. Non conosco il progetto. Quindi. Certo, quindi non c'è la possibilità di... Dinali voleva concludere, però brevemente, perché vorrei dare la parola anche agli altri. Cioè, nel senso di dire, da questa partenza 96 si è passati alla definizione dell'accordo di programma 2001, per poi passare all'esecuzione della prima idrovora nel 2009, cioè completata nel 2009. Nel 2010 si è verificato quel famoso allagamento, eccetera, che pur tuttavia non ha creato notevoli danni.
è stata l'occasione da parte dei cittadini, tramite anche il comitato di infrazione, di ribadire all'amministrazione la necessità del completamento di quelle opere. Quelle opere però non sono più state completate. E arriviamo ai giorni nostri in cui stranamente la gente è andata tutta sotto acqua, ed è andata sotto acqua proprio per la mancanza di capacità di smaltimento delle acque che andavano a defluire in quei determinati punti del territorio. Certo. Ecco, questo è. Grazie. Volevo dare la parola adesso a Davide Righetto del Comitato Veggiano. Allora, voi avete anche voi i vostri problemi, la vostra area è stata interessata più volte dall'alluvione, diciamo, no? Voi da quanto tempo è che vi siete costituiti? Nel 1997, fra l'altro siamo nati proprio per andare contro l'idrovora di Lissaro, e poi forse potrò dare qualche spiegazione e le persone capiranno cosa è successo veramente a febbraio di quest'anno. Poi una cosa che mi preme dire: noi siamo comitato ma siamo propositivi. Noi abbiamo fatto osservazioni al piano di gestione delle alluvioni su direttiva europea, proprio sulla metodologia, sul calcolo del rischio, come farlo, eccetera, per rispondere a chi dice che i comitati non sono propositivi, tutt'altro. Noi abbiamo proposto molte cose interessanti e abbiamo rilevato in maniera costruttiva molti problemi. Ecco. E sull'idrovora di Lissaro? Allora, l'idrovora di Lissaro prevedeva 4 metri cubi al secondo, 14.400 tonnellate l'ora d'acqua, e prevedeva un eventuale ampliamento. Noi abbiamo fatto osservare già all'epoca, sia sulle osservazioni che sul piano regolatore, guardate che ci può essere una tragedia annunciata che c'è stata nel 2010. Abbiamo fatto notare lo stato degli argini, che era orribili. Una parte degli argini del Tesinella sono stati superati per la 4ª volta, perché sono in condizioni assolutamente inaccettabili e nessuno fa niente, è la parte di competenza del Consorzio di bonifica. Il risultato di tutte queste osservazioni è stato quel limite di 4 metri. Poi nel 2010, purtroppo, nonostante gli ordini del Genio, sono state tenute in funzione le 2 idrovore, 36.000 tonnellate d'acqua all'ora. A quel punto, ogni volta che succedeva qualcosa, si telefonava alla prefettura, eccetera, si faceva spegnere. Cosa è successo il 4 febbraio? Quell'idrovora è stata fermata a 4 metri, come da disciplinare ottenuto da noi, perché c'erano dei motivi molto validi obiettivamente. Nel contempo, le difese del Tesinella sono state superate nel territorio di Mestrino Grisignano, perché è una situazione orribile. Sotto il ponte sul Tesinella Veggiano mancava tanto così, e non sotto le travi centrali. Inoltre il Tesina è andato in piena per conto suo, cioè senza che arrivasse il Bacchiglione. E qui faccio un inciso: chi dice che la manutenzione non serve. No, mio papà mi dice sempre: una volta il Tesina riusciva a scaricare la sua piena prima che arrivasse quella del Bacchiglione, e quindi non ingrossava oltremodo il Bacchiglione se la sua piena passava prima. Cosa è successo? Io personalmente, noi tutti a Veggiano, abbiamo fatto pressione sul sindaco, sul consorzio di bonifica, eccetera, perché venisse spenta anche la seconda idrovora, che scaricava sul Tesina. Non è stata spenta. Tenete presente che quella di Lissaro era ferma. Nel pomeriggio del 4 febbraio è iniziato un collassamento dell'argine sinistro, il che avrebbe significato una piccola parte di Veggiano, Mestrino, Rubano e Caselle. Non è stata spenta neanche lo stesso. Allora, qual è il problema? Intanto, una volta che è stato posto il limite dei 4 metri, per ragioni di sicurezza che si è dimostrato che erano valide con l'alluvione del 2010, cioè qualcuno doveva tenerne conto. Quando abbiamo fatto osservazioni al PRG di Veggiano, perché continuare... Quindi la vostra voce non è rimasta inascoltata? È rimasta inascoltata. E quello che è successo quel giorno è che, per fortuna che era spenta l'idrovora di Lissaro, e per fortuna che era giorno, perché se c'erano anche quelle 14.400 tonnellate l'ora in aggiunta all'altra, e magari capitava col buio, nessuno se ne accorgeva, e andava sotto Mestrino, Rubano e Caselle. Cioè, quella è la verità. La verità è che chi ha fatto quell'idrovora sapeva benissimo che c'erano i 4 metri di limite, e quindi avrebbe, secondo noi, dovuto dire: non costruite in quelle zone perché sono a rischio, perché dei poveri cristi poi vanno sott'acqua. E parlando poi, ho sentito la telespettatrice prima, io ho approfondito il discorso 2010 sia sul bacino del Livenza che sul Bacchiglione. Allora, chi dice l'acqua dei monti? Non è stata l'acqua dei monti. Per il Livenza, uso fonti indirette, è stata più che altro l'area pedemontana. Per quanto riguarda il Bacchiglione,
Noi abbiamo l'Astico che confluisce nel Tesina Vicentino e poi finiscono nel Bacchiglione. Ebbene, a Bolzano Vicentino, dove confluiscono, è stato superato il livello di massima piena del 1999, ma sia a Pedescala che Lugo Vicentino, l'Astico che arriva dai monti, era abbastanza sotto il livello di massima piena, il che significa che anche qui la gran parte dell'acqua probabilmente non è arrivata dai monti, quindi non è un 1966, quindi l'acqua che ci dà problemi è quella della pianura e della pedemontana. Quindi per te non c'è il rischio oggi, cioè la situazione odierna non ci espone a un... No, c'è un rischio gravissimo. Se si fosse verificata la situazione del 1966, con tutte le piogge che ci sono state, anche montane, con le condizioni di fragilità di argini, fiumi, con tutta l'urbanizzazione che c'è stata, ci sarebbe stata un'alluvione molto più paurosa di quella del 1966. Certo. E l'unico modo per fare qualcosa urgentemente è dare una sistemata a questi fiumi, in maniera, oltretutto, pulendoli si aumenta la portata dei fiumi. Tanto per dire, i famosi bacini di laminazione a cui hanno dato la precedenza, ci vogliono anni per farli, ma solo il bacino di Caldogno ha una portata massima teorica di 3.800.000 metri cubi. Teorica, quindi facciamo i 2/3. Esatto. Se ora noi guardiamo le due idrovore di Veggiano, che sono più a valle, fanno 36.000 tonnellate d'acqua l'ora. Solo quelle due idrovore potrebbero riempire la capacità massima teorica di quel bacino in 4,4 giorni. Cioè, il problema è che noi dobbiamo trovare una soluzione per tutta quest'acqua. Sono stati fatti errori di urbanizzazione, magari dei bacini di laminazione piccolini, interni, di mitigazione, in maniera da trattenere quest'acqua. Certo. Marco Schiesaro, sono arrivato fino a te finalmente. Allora, hai sentito tante voci, abbiamo parlato un po' di tutto, che idea ti sei fatto? Guardando le immagini che ci avete così proposto, un giovane come me penso si debba mettere solo le mani nei capelli. Sarà che io sono fresco di studi, ma siamo nel 2014, 501 anno fa ci fu un grande politico italiano, storico, poeta, che è Machiavelli, che scrisse Il Principe e diceva che, ricordo bene, che il principe, che sarebbe l'odierno politico, deve utilizzare la virtù e deve essere anche un po' fortunato. E insegnava ai politici da allora che quando i fiumi sono in secca bisogna fare tutte quelle opere che non si fanno quando corriamo sempre dietro alle emergenze, oppure che non si fanno quando il fiume è in piena. Cioè bisogna dragare i fiumi, perché non si può essere sempre fortunati nella vita, e quindi con la virtù siamo in grado di governare i fenomeni. I fenomeni sono quei casi che non si verificano oggi, ma si verificano da millenni, non solo in Italia ma nel mondo, che sono i cosiddetti fenomeni alluvionali. Il Veneto è una pianura, ha una montagna, però i corsi d'acqua veneti non sono come quelli del Po, cioè sono dei fiumi corti e che in un breve periodo scaricano tutta l'acqua che si accumula in eventi eccezionali. Il mio suggerimento, non sono un esperto di questo, però penso che si debba anche utilizzare il buon senso. Penso che i bacini di laminazione siano una cosa che si debba fare, ma a livello cittadino. Nella misura in cui, quando diceva l'amico, si verifica un temporale violento, solo con un bacino di laminazione siamo in grado di prosciugare rapidamente le strade, e allora sì, siamo in grado di accantonarla finché non passa la Buriana. Ma non possiamo pensare che 12 bacini di laminazione, come si stanno proponendo, del costo di 300-400 milioni, possono sistemare una geografia veneta che è da sempre critica. Io penso che si debba fare quello che l'uomo ha sempre fatto in tutti questi anni da che esiste. Certo. Bisogna dragare i fiumi e bisogna che tutto il Veneto sia un vero e proprio bacino di laminazione, nella misura in cui bisogna dragare i fiumi e creare dei fiumi in modo tale che, se nel Veneto orientale o nel Veneto occidentale nasce la bomba d'acqua, si crea un sistema dove quest'acqua venga anche spalmata nel Veneto orientale, nella misura in cui non abbiamo che Padova e Vicenza vanno sotto acqua perché lì insiste per esempio una perturbazione, oppure scende
impedire la neve di scioltersi dalla, come diceva il collega, dalla pedemontana. Io adesso c'è un progetto che a me lascia molto perplesso, che è Veneto City, questa grande area tra Padova e Venezia che verrà di fatto cementificata. Quando abbiamo a Padova ampie aree che sono nel degrado più assoluto, veri e pochi buchi neri, abbiamo visto nella scorsa trasmissione e voi avete fatto vedere, che sono inutilizzati, e noi andiamo a creare un'area enorme sottratta all'agricoltura e al verde, che quindi è in grado di assorbire al drenaggio dell'acqua, certo, milioni di metri cubi d'acqua, e noi cosa facciamo? A parte che è un disastro perché a livello economico, che chi ha gli esercizi qua si trova la gente che va lì, ma poi sottraiamo per sempre terreno agricolo al nostro Veneto. Certo. Un'altra cosa, visto che è il mio unico intervento, perché è l'unico? Perché siamo alla fine, voglio dire che le colpe ci sono e vanno anche date, ok? Noi abbiamo a Padova un'azienda che si chiama APS, che per statuto, che è stato deliberato in giunta, preciso perché io voglio sempre citare uomo di numeri di fonti, con delibera del Consiglio Comunale 88 del 24 ottobre 2011, che chiede di fatto all'APS che gli argini non vengano disboscati, ma quantomeno ripuliti dalle masserizie e si accumulano ai lati. Io chiedo ai cittadini, queste cose vengono fatte o non vengono fatte? Come mai quando succede una grande alluvione vediamo sotto le arcate dei ponti pezzi di plastica, tronchi d'albero? Voglio dire, anche il cemento può essere una cosa buona, ma può essere cattiva se viene utilizzato male. Anche i tronchi, anche il legno è una cosa negativa. Quando volevo dare la parola a Piero ponti. Casetta, se gentilmente gli passate il microfono. Piero Casetta ha pubblicato un libro che si intitola La memoria idraulica. Sì, non è un libro mio, lo ha scritto Pietro Paleocapa nel 1842. Memoria idraulica, sì, sulla regolazione dei fiumi Brenta e Bacchiglione. Io l'ho pubblicato nel 2002 e in un'epoca tutta... mi fa piacere che lei ce l'abbia. In un'epoca direi non sospetta, cioè non l'ho pubblicato, non so, nel 2011 sull'onda, insomma, anche emotiva. E io ricordo come avvenne la pubblicazione. Mi recai all'ufficio idrografico e mariografico di Venezia in cerca di uno sponsor, di qualcuno che si accollasse la pubblicazione di questo libro, e parlai con l'ingegner Rusconi, che all'epoca era il direttore dell'ufficio, il quale mi ricevette. Io ebbi, ma non so perché, insomma, ci andai di novembre, che è il mese più piovoso dell'anno, ma da stupido, da idiota. E lui mi ricevette che si stava mettendo la giacca per andare in elicottero ad osservare i fiumi veneti, perché diceva c'è una situazione di emergenza, credo, nell'Adige, insomma, c'è una cosa molto grave. La cosa accadeva, nel 95, 96, 97, insomma 97 probabilmente. E gli dissi, vabbè, dico, ingegnere, ci vediamo un'altra volta, ci mancherebbe altro. No, mi faccia vedere. Prende il manoscritto, che io avevo dattilo scritto in questo caso, lo sfoglia, vede l'introduzione, le poche cose che avevo ricavato, e dice: no, cavolo, questa bisogna pubblicarla, assolutamente, questa bisogna pubblicarla. E senta, mi chiami fra qualche giorno. Io aspettai un mese che l'emergenza passasse, lo richiamai e la cosa venne pubblicata e viene citata peraltro negli studi di Dalpaus. Perché questo aneddoto, che si riferisce, non dico a 20 anni fa, ma insomma a 15 di sicuro? Perché l'emergenza idraulica nel Veneto è sempre stata sentita dagli esperti, dai tecnici. Io non sono un tecnico, con quel testo io mi sono laureato in geografia, ma avevo chiara la situazione. Perché mi sono interessato di questo testo? Perché avevo molto chiara l'alluvione del 66 in testa, che io non ho visto nel 66, avevo 7 anni, quindi io non posso ricordare. Non chiedetemi ricordi del 1966, non ne ho assolutamente, ma dagli studi fatti proprio all'università, grazie a questa mia passione, avevo chiara la situazione. Perché Pietro Paleocapa? Il motivo è molto semplice, perché Pietro Paleocapa è stato il primo
a cogliere il problema della pericolosità del Brenta e del Bacchiglione, e non solo, ma comunque la memoria idraulica del Brenta e del Bacchiglione, a cogliere la pericolosità, a denunciarla all'allora governo austriaco. Il governo austriaco, vabbè, insomma, solite esagerazioni, insomma, non scendiamo. Arriva una piena nel 1839, ma di quelle paragonabili a quella del 1966, un sacco di anni. Allora, a questo punto il governo austriaco decide, vabbè, d'accordo, dai, facciamo sti lavori, fammi sta memoria idraulica e partiamo con qualcosa. E quindi da lì? Da lì, attenzione, la riflessione mia è questa. Uno dei più grandi studiosi di queste questioni si chiama Wittfogel, il quale dice che le grandi sistemazioni idrauliche si attuano in periodi di dittatura, di dominio, di assolutismo. A me dispiace dover constatare che il canale scaricatore e la prima parte, insomma la parte più consistente della memoria idraulica, cioè il primo grande progetto di sistemazione dei fiumi veneti, viene fatto sotto il dominio austriaco. Poi abbiamo 50-60 anni di unità d'Italia in cui non viene fatto niente, e abbiamo la piena del 1882, che qua qualcuno si ricorda molto bene, ricorda quantomeno a livello di memoria storica. Abbiamo poi il periodo del fascismo in cui, ed è stato detto 1938, l'allargamento dello scaricatore, lo scavo del San Gregorio e un enorme piano di sistemazione idraulica che non è stato soltanto lo scaricatore e il San Gregorio a Padova, ma che ha coinvolto tutta la provincia di Padova e penso anche il Veneto, ma io ho studiato soltanto la provincia di Padova, e siamo sotto il fascismo. Poi altro, arriva naturalmente la Repubblica, ma mi sta benissimo, altro periodo di incuria, e arriviamo al 1966-1974, Commissione De Marchi, grande piano per la sistemazione dei fiumi. Basta. Ma non siamo in un periodo assolutista, da cui il piano De Marchi resta nei cassetti. Esatto. Bravo. Tutto qua. Io vi invito a fare queste riflessioni. Una autorità idraulica non esiste, ne esistono a decine, ma una cui fare riferimento non c'è. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità e dopo andiamo fino alla fine. Un attimo solo. Ci vorrebbe il dittatore.